Prato Sardo è una località nei pressi di Nuoro, dalla quale dista circa 5 km a ovest, nella quale è stata insediata la zona industriale del capoluogo nella seconda metà del Novecento. Si tratta di un piccolo pianoro tradizionale adibito ad attività di pastorizia e agricoltura che nell'Ottocento fu teatro di alcuni sanguinosi fatti legati ai conflitti sociali originati dall'editto delle chiudende. La zona rappresentava allora per Nuoro, insieme all'altro pianoro di Badecarros, uno dei due principali settori orograficamente sfruttabili per quelle attività. Il resto del territorio immediatamente circostante la città, essendo prevalentemente inadatto per impervietà, tuttavia non ebbe mai uno sfruttamento intensivo, poiché l'espansione della città avveniva verso sud-est, in direzione delle più riparate vallate che conducono a Oliena e Orgosolo. Nel 1820 l'editto delle chiudende mise in crisi i pastori e le loro greggi, tenute a non oltrepassare confini prima da allora inesistenti. La proprietà collettiva venne recintata e divenne privata. Era così cominciata la destabilizzazione economico-politica dell'isola. Infatti, nel 1827 la Carta de Logu, la raccolta di leggi in lingua sarda in vigore fin dal XIV secolo, venne soppiantata dal Codice Feliciano. Nel 1848, ai fini della futura fusione statale con la quale la Sardegna rinunciava al proprio Parlamento, su richiesta di Carlo Alberto, vi era in atto il più grande disboscamento di sempre, utile allo Stato per costruire ferrovie italiane e creare strade buone al passaggio delle carrozze, e alla monarchia sabauda per una migliore gestione dei propri averi, ma la superficie boschiva della Sardegna passò dai 480.000 ettari negli anni 20 ai 113.000 rilevati nel 1883. Appena dopo l'unità d'Italia, nel 1864, si ebbe un tale inasprimento delle tasse che i sardi finirono per pagare la metà della somma di tutta la nazione. Il banditismo sardo a quel punto non poté che proliferare. Venne vietato con Regio Decreto del 1880 l'utilizzo del trimpanu, strumento musicale arcaico utile a quel tempo anche nelle imboscate per disarcionare i carabinieri a cavallo. A Nuoro i fratelli Serra Sanna costituiscono il più incredibile gruppo di famiglia nella lunga storia del brigantaggio ottocentesco in Sardegna. Si tratta di due fratelli senza scrupoli, dediti agli omicidi, ai ricatti e alla violenza, votati al delitto nelle sue manifestazioni più efferate, e di una sorella dalla ferrea determinazione, audace e di grande intelligenza, che sono conosciuti come sos gigantes, ossia i giganti, o sos senadores, ossia i senatori, e Sareina, ossia la regina. Così la gente si riferisce a loro con circospezione e parole scelte con cura, temendo le terribili vendette per cui i Serra Sanna sono tristemente famosi. Il maggiore dei due fratelli, Giacomo, nato nel 1865, vede la sua prima condanna a 5 anni a causa di un semplice furto, ma la condanna esasperò il suo animo, determinando uccisioni, devastazioni, incendi, sgarrettamenti abigeati. Ad un suo acerrimo nemico, il ricco possidente G. Manca, dopo avergli bruciato e distrutto l'ovile, fa scavare una fossa e vi fissa un foglio con il seguente messaggio: come padrone della tua casa, oggi in fumo, ti ho lasciato una fune per impiccarti ed un ottimo coltello per trafiggerti. Non perdere del tempo, provvedi immediatamente da solo. Il secondo fratello, Elias, nato nel 1872, è senza alcun dubbio il più duro ed il più temibile, sanguinario e vendicativo, e costituisce per il circondario un vero terrore. Tanto Giacomo quanto Elias possono contare su un alleato veramente eccezionale, la sorella Maria Antonia, una donna di carattere duro e deciso, intelligente, che di giorno fa visita a molte persone, dalle quali nel porgere il saluto dei fratelli pretende denaro, medicinali e cartucce, poi di notte, cavalcando,
parte alla volta del rifugio dei fratelli e porta loro, oltre che consigli e informazioni, munizioni, biancherie e cibarie. Capace di imbracciare il fucile e di assumere sembianze maschili per girare liberamente nelle campagne circostanti, dove agiscono indisturbati i suoi due fratelli, è lei l'eccellente tramite tra il paese e i territori circostanti, dove la legge non si può applicare. L'attività di Maria Antonia, definita dal governo piemontese un accidente mandato da Dio sulla terra per dannazione del genere umano, termina nella notte tra il 14 e il 15 maggio 1899, che verrà condannata nel 1900 a 18 anni di reclusione, e nella sentenza si dirà di lei una triste figura di donna, al cuore perverso quanto i di lei fratelli, crudele con le vittime, incitatrice e consigliatrice con ogni modo possibile dei banditi di lei fratelli. Le imprese dei due fratelli si concludono il 10 luglio 1899, quando a Morgogliai, un'impervia località fra Orgosolo e Oliena, vengono impegnati in un conflitto a fuoco oltre 200 carabinieri e fanti contro 5 banditi. Restano sul campo i due fratelli Serrasani, Giuseppe Pau e Tommaso Virdis, mentre si salva il quinto componente del gruppo, Giuseppe Loddo di Orgosolo, che morirà 2 anni dopo anche lui con le armi in pugno. Nella cosiddetta battaglia di Morgogliai muore anche un carabiniere famoso, Aventino Moretti, che 2 anni prima aveva ucciso Giovanni Corbeddu Sales di Oliena. Quando muoiono, Elias, più spietato e sanguinario del fratello, ha una serie di imputazioni impressionante, non a caso con una taglia di 12.500 lire. Sembra proprio che la cattiva sorte si abbatta sugli uffici nuoresi della motorizzazione civile. Gli 8 poveri impiegati nuoresi massacrati dal lavoro continuano a fare i salti mortali per garantire immatricolazioni, patenti, revisioni, collaudi. Dopo anni di denunce e di proteste che hanno evidenziato il grave stato di disagio dell'ufficio della motorizzazione civile di Nuoro, tanto che si è anche paventata la chiusura definitiva permanente degli sportelli locali, c'è costante moria di posti pubblici nelle nostre amministrazioni locali, ed invece dobbiamo prendere atto dello scarso interesse che il nostro territorio gode nelle sedi ministeriali e governative. A Nuoro gli sportelli della motorizzazione vengono aperti per 3 ore il martedì e il giovedì, ed il venerdì per il solo trasporto merci. Anche l'ingegnere capo titolare ad Oristano è presente in città solo il martedì. Qualcosa di aperto di qua. È aperto. I bagni. I bagni sono in queste condizioni. È chiuso. Non si vede niente. Questa è rallentata. Chissà.
Inter.